Il sito radiolibertà.net. Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Ebbene, Imane Khelif ora prende a pugni pure la libertà d'espressione. Eh sì, perché non è evidentemente soddisfatta l'atleta algerina di aver vinto l'oro nella box femminile categoria superiore a 66 kg, perché ha sporto denuncia alla Procura di Parigi per, virgolette, molestie informatiche a causa del genere, insulto pubblico a causa del genere, provocazione pubblica alla discriminazione e insulto pubblico a causa dell'origine. Non sappiamo esattamente codice alla mano di che reati si parli. Sicuramente si parla di psicoreati gravissimi ai tempi dell'autoritarismo soft politicamente corretto. Tant'è che le indagini sono state affidate all'Ufficio Centrale per la lotta contro i crimini contro l'umanità e i crimini ispirati dall'odio. Cioè, per Imane Khelif, chiunque abbia criticato il fatto che lei abbia boxato nella categoria femminile, cosa che aveva già sollevato le perplessità della federazione della box, che l'aveva esclusa dai mondiali, ricordiamolo, perché c'è questo dettaglio che aveva reperito dei cromosomi XY e del livello di testosterone maschile, ma tutto questo trascolora a dettaglio e solo dirlo fa ipotizzare un crimine contro l'umanità. Capite che qui si svilisce anche il concetto di crimine contro l'umanità, che invece è un concetto nobile che rimanda a tragedie e lesioni autentiche dei diritti, quelle cose che vanno in scena, che so, in Iran, in Cina, in molti paesi africani nel silenzio. Niente, invece pare che sia un crimine contro l'umanità criticare Imane Khelif. La causa è stata intentata nella fattispecie contro X, come ha spiegato il suo avvocato Nabil Boudi, avvocato parigino della campionessa olimpica, diciamo contro il Social X, per permettere, dice l'avvocato, che la procura abbia tutta la libertà di poter indagare contro tutte le persone che si sono rese responsabili di aver criticato la sua assistita. In esclusiva a Variety, però, il medesimo avvocato ha confermato che sono stati citati nel testo della denuncia anche la scrittrice J.K. Rowling e l'imprenditore proprietario di X, Elon Musk. Perché? Perché, come dire, non si sono accodati al coro pro Imane. Hanno legittimamente esercitato, forse credendo ingenuamente che ancora in Occidente valga quella cosa che connota l'anima occidentale, cioè la libertà d'espressione e il diritto di critica. J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter, da anni è un'eroina in lotta contro i nonsense del wokismo, tra l'altro in lotta da posizioni femministe e di sinistra, ma coerenti, lucide, non ha buttato il cervello all'ammasso J.K. Rowling, e ha fatto ormai della sua battaglia la non rinuncia alla realtà, cioè il suo rifiuto di abdicare alla realtà, anche alla realtà della biologia, che lei ha più volte proprio citato. Ha detto la biologia non è soggetta a preferenze, turbe ideologie, e immaginiamo neanche la biologia a livello di cromosomi. Questo intendeva la Rowling quando ha postato delle critiche anche pesanti al fatto che un atleta con cromosomi XY, testosterone maschile, prendesse a pugni le concorrenti.
Stessa cosa ha fatto Elon Musk, che per esempio ha condiviso sul suo profilo il pensiero di una nuotatrice americana, quindi di un atleta, secondo cui gli uomini non appartengono agli sport femminili. Ora, questo era un parere secco, diciamo diretto, semplificatorio. Rimane il fatto che Elon Musk ha poi successivamente ribadito che a suo giudizio un atleta che ha cromosomi maschili, testosterone maschile, si può ipotizzare che abbia anche una forza maschile senza per questo commettere uno psicoreato. Cioè questo, no? Niente, evidentemente no. E quindi Imane Cheli fa sostanzialmente fatto causa Twitter a X e denunciato la Rowling e Musk, che ormai sono due eroi contemporanei della libertà d'espressione. La Rowling da tempo, appunto, dalle sue posizioni femministe lucide, non ideologiche, Musk sempre più in quest'ultimo periodo sta rappresentando, piaccia o no Musk, piaccia o no la sua avventura imprenditoriale, il suo percorso, la sua antropologia, chi se ne frega, si sta segnalando sempre di più come qualcuno che tiene a quel manufatto specificatamente occidentale che è la libertà d'espressione, che è il free speech. Lo si è visto anche, no, nella querelle che l'Unione Europea, o meglio il commissario Breton, in cui pensava di trascinarlo, e lui li ha liquidati malamente, ricordandogli che esiste ancora quel totem che si chiama libertà d'espressione. Non esiste per Imane Khelif, evidentemente, perché per lei avere un'opinione diversa dalla sua, critica sul fatto che una situazione oggettivamente anomali, perché possiamo essere d'accordo almeno sul fatto che cromosomi XY e testosterone maschile su un ring femminile sono anomali, in senso tecnico, cioè come dire altri rispetto alla norma che si vede su quel ring, senza nessun giudizio morale o moralistico ovviamente. Per noi l'individuo è intangibile, compreso l'individuo Imane Khelif, ma si potrà criticare questa cosa, per Imane no, per la nuova idola del progressismo europeo occidentale, bisogna prendere a pugni anche la libertà d'espressione. Noi diciamo viva la Rowling, viva Elon Musk, viva la libertà d'espressione. Grazie a tutti, non a caso ci chiamiamo Radio Libertà. Vi do appuntamento dopo la breve pausa ferragostana il lunedì dopo Ferragosto. Grazie a tutti e viva sempre la libertà d'espressione.